Pensiero del giorno lunedì 7 luglio. Farsi prossimi. Ogni parola di Dio è il minimo e il massimo che Egli ti chiede. Per questo, quando leggete "Amerai il tuo prossimo come te stesso", avete la misura più grande della legge fraterna. Il vostro prossimo è un altro voi e dovete amarlo come tale. Se piange, piangerai con lui. Se ride, riderai con lui. Se è ignorante, diventerai ignorante con lui. Se ha perso il padre, ti identificherai con il suo dolore. Voi e lui siete due membra di Cristo e non fa differenza se uno o l'altro soffre. Ciò che conta per voi è che Dio è Padre per entrambi. Quindi non cercate scuse per l'amore. Il vostro prossimo è chiunque vi passi accanto, ricco o povero, bello o brutto, ignorante o colto, santo o peccatore, del vostro paese o straniero, sacerdote o laico, chiunque. Provate ad amare chi vi tocca nel momento presente della vostra vita e scoprirete in voi nuove forze che forse prima non conoscevate. Daranno sapore alla vostra vita e risponderanno ai vostri 1000 perché. Chiara Lubick, L'arte di amare, Città Nuova Editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita. Luglio 2025. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 33.